È come se ciascuno avesse la percezione di poter contare davvero per cambiare il futuro dei propri figli. È un'esperienza straordinaria, meravigliosa, perché è l'idea che la politica abbia un senso. Dopo anni di ubriacature in cui i tecnici ci avevano spiegato tutto quello che andava fatto e che non andava fatto, con risultati, a dire il vero, abbastanza alterni e incerti, arriva il momento in cui con la campagna elettorale uno può dire la politica bella, quella con la P maiuscola, decide sul destino delle persone. E non decide un candidato o una candidata, decide il popolo, decide la gente, decidono le persone che si mettono in campo, che si mettono in gioco. E allora la campagna elettorale non è di Felice Casson, non è di Alessandra Moretti, non è di Roger De Menech. La campagna elettorale è di tutti quelli che pensano che la politica sia una cosa seria, bella, per la quale si possono dedicare delle serate, per le quali si può anche discutere, ma che restituisce un po' di speranza a questa città, a questa regione, a questo paese. Vorrei dirvi che vi invidio, perché il Veneto è l'unica regione in questo passaggio che cambia il comune capoluogo e la regione, quindi è un po' la terra principale delle prossime elezioni regionali. Diciamolo subito che purtroppo cambiamo in comune perché abbiamo fallito, perché è giusto dirlo, quando noi non siamo come quelli che tutte le volte fanno la parte di quelli che ha sempre colpa degli altri. Avete visto, no? Dopo le elezioni non c'è mai uno che perda, non c'è mai uno. Noi siamo anche capaci di dire che quando sbagliamo si riparte, siamo stati i primi a dire che quella esperienza andava chiusa, l'abbiamo detto anche a costo di qualche discussione interna, però pensiamo che così come ci voglia chiarezza e forza per la bella politica, quando si sbaglia il PD è il primo che dice si va a casa.